vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Sabato 13 febbraio, benvenuti al centro sportivo polivalente Federico Occhiani per una giornata, la 18ª di Serie C2 Girone A di Futsal. Si affrontano Spes Poggio Fidoni contro Tevere Remo. Guancioli, attenzione al primo dribbling, poi Signorelli si lascia rubare il pallone che non diventa così. Forse c'è lo spazio per andare al tiro, è così. Dopo il primo controllo ed è proprio lui a toccare il primo pallone, protegge bene la sfera e poi arriva il gol di Gianluca Guancioli, 1-0 per la Tevere Remo. Ci sarà fallo laterale sul versante di destra, il pallone già finisce tra i piedi di Caloisi che smista sulla sinistra. Buono il triangolo con Riccini, si dispera per quest'ottima occasione. Buono il controllo di De Matteis che poi cade a terra e proprio nel momento in cui va a reclamare il fallo arriva il gol del pareggio del numero 9 Mattia Graziani. Piazzato e come al solito sarà Claudio Castroni, la rincorsa, il diagonale che buca Cecchetelli per il 2-1. Prova a infilarsi in mezzo a due giocatori, poi tentativo di punta, reclama anche un fallo, si può continuare. Graziani in prima battuta, poi ancora Signorelli che ci prova da distanza quasi proibitiva. Ora Barbante e prova a portare avanti la manovra Castroni, fermato in maniera regolare. Barbante, ancora Barbante in scivolata, pallone rocambolesco, di nuovo pari 2-2 con anticipo, quindi da ripetere. Tentativo vincente da parte di Daniele Chinzari che va ad aggiungersi all'elenco dei marcatori. Spes Poggio Fidoni 3, Tevere Remo 2. Può continuare la sponda del numero 9 proprio Milani. Graziani, buono l'1 contro 1, c'è lo spazio per andare al tentativo di conclusione, così è gol. 4-2 dilaga la Spes Poggio Fidoni con la doppietta di Daniele Morchio. Castroni, pallone dentro con la punta Castelli per un soffio, non esce anche Gallori che prova a servire Guancioli e arriva il gol. Anche in questo caso parliamo di doppietta. Claudio Castroni fa 5. Ora Castroni, attenzione a Caloisi, buono il controllo e qua reclama un fallo, azione dubbia. Rosso mostrato a Caloisi che reclama per questo fallo subito. De Matteis, Castroni, c'è Graziani sulla traiettoria, alla fine il portiere Nebbiai Giuseppe ci mette una pezza vicino di Signorelli, ma non c'è più tempo, finisce così, finisce qui 4-3 per la Spes Poggio Fidoni contro la Tevere Remo. Spes che quindi abbandona l'8° posto in classifica e si proietta a 23 punti di questo campionato.